seconda settimana della Protezione Civile, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio organizza alcuni eventi, naturalmente condizionati dall'emergenza sanitaria. Quindi abbiamo deciso di esprimerci attraverso dei video. Non è nuova la nostra soprintendenza, la collaborazione con la Protezione Civile regionale e in particolare con attività di formazione nell'ambito dei beni culturali dei volontari della Protezione Civile stessa. Ma non solo. Quest'anno, oltre a documentare un'operazione di ricollocazione di una pala d'altare nella chiesa di San Giacomo qui a Udine, pala restaurata nel nostro laboratorio e che è stata ricollocata con una operazione sinergica tra soprintendenza e volontari della Protezione Civile, abbiamo anche voluto documentare un impegno che ci sta vedendo in prima fila nell'ambito delle operazioni di ripristino del territorio dai danni della tempesta Vaia. La soprintendenza è soggetto attuatore per conto della Protezione Civile per il restauro di alcune chiese e aree archeologiche della Carnia. In realtà parliamo di San Floriano di Leggio a Tolmezzo, di San Vigilio a Ovaro e sempre a Ovaro dell'area archeologica presso la chiesina di San Martino. Poi a questi tre interventi si aggiunge anche la chiesa di Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro, un tempo a Bevazzana. Quindi è un argomento, quello del rapporto tra beni culturali e protezione civile, che a questa soprintendenza interessa molto. E ricordiamo che martedì 13 ottobre è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali e in tale occasione il nostro Palazzo Clabassi a Udine sarà aperto fino alle 8 di sera per la mostra fotografica che illustra appunto gli interventi di restauro che stiamo attuando insieme alla Protezione Civile regionale. Per me è particolarmente importante dare questo messaggio di questo lavoro che è stato realizzato attraverso la collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali e la nostra Protezione Civile. Ci sono state diverse iniziative, abbiamo scoperto un altro percorso importante a beneficio della tutela del nostro patrimonio e grazie attraverso queste forme di collaborazione e queste convenzioni che sono state fatte nella formazione dei nostri volontari da parte del personale qualificato della soprintendenza, sono state recuperate delle opere importanti, in particolare attraverso il gruppo dei volontari della Protezione Civile di Udine è stato recuperato un dipinto di Pietro Venier che è stato ricollocato nella navata della chiesa udinese di San Giacomo, un'opera sicuramente preziosa. Ma il lavoro e questa collaborazione non si è fermato qui. In particolare grazie all'utilizzo delle importanti donazioni che sono state fatte nel corso della pandemia, credo sia importante andare a visitare questa nell'androna di Palazzo Clabassi, questa mostra fotografica dei cantieri di restauro in corso del Ministero dei Beni Culturali che hanno che consente di raccontare anche quello che è accaduto nella regione, nella nostra regione danneggiata dall'evento di Vaia. E proprio dentro Vaia, attraverso le donazioni liberali che sono state fatte, oltre 200.000 euro sono state destinate al recupero di tre interventi importanti duramente colpiti dalla tempesta. Nella pieve di San Floriano di Leggio a Tolmezzo, nelle chiese di San Martino e San Vigilio ad Ovaro e nella chiesa di Santa Maria del Mare di Lignano Sabbiadoro. Tre interventi importanti che segnano il grande lavoro della nostra protezione civile con questa grande collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali che io qui attraverso questo messaggio voglio davvero ringraziare
i professionisti qualificati che rivolgono le loro attenzioni non soltanto alla tutela del patrimonio, ma anche nella formazione dei nostri volontari. E ora potrete vedere, documentato nel video che segue, l'operazione appunto di ricollocazione della pala d'altare nella chiesa di San Giacomo a Udine, che per noi è un'attività appunto legata alle manifestazioni della seconda settimana nazionale della protezione civile.